Siamo con il Presidente del Consiglio di Porto Empedocle, Mari Lucaci. Oggi un consiglio straordinario aperto sulle tematiche importanti come immigrazione, cui Porto Empedocle è stata al centro, in particolare con l'arrivo delle navi da Lampedusa. Sì, assolutamente. Io voglio ringraziare soprattutto la deputazione regionale qui presente. Molti purtroppo non sono venuti, pur capendo il grande disagio e il grande pericolo che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo voluto invitare anche i sindaci della nostra costa, perché non è una tematica, un problema che riguarda solo Porto Empedocle o Lampedusa, riguarda un po' tutti. Dobbiamo essere tutti insieme, tutti uniti e avere un grido d'allarme al nostro governo e anche all'Europa, che deve venirci incontro e devono darci una grande mano, in particolare un sostegno economico per la nostra comunità. Consiglio comunale straordinario, oggi su temi dell'immigrazione si chiedono da parte dei consiglieri dei ristorni anche economici. Sì, certamente. Noi abbiamo avuto di recente la visita del viceministro Vito Crimi, capo del Movimento 5 Stelle, e già avevamo con lui discusso di tutti questi aspetti, perché evidentemente le comunità maggiormente colpite dal fenomeno migratorio sicuramente saranno attenzionate anche da questo punto di vista. È innegabile che noi come città siamo state quelle forse che abbiamo subito il maggior danno sinora, di 4 mesi di ininterrotti sbarchi e anche sistemazione. Di recente abbiamo visto tutti le cronache dei giornali, quello che è successo. Certamente ci legittimano a chiedere il ristoro del sacrificio sopportato da questa città, che devo dire ha risposto finora con anche moderazione rispetto agli input che potevano generare disordini sociali. Invece gli empedoclini sono stati disciplinati nonostante la gravità di quanto è successo finora. Ma il problema è guardare al futuro, cioè oltre a quello che magari potremo richiedere allo Stato come giusto indennizzo rispetto a quello che è stata il nostro coinvolgimento nella vicenda come città, e penso ci sia anche una disponibilità in questo senso. Il problema è che cosa succederà d'ora in poi, perché noi sindaci sin da marzo, quando avvenne il primo sbarco dei 128 allocati qua all'Hotel Tiziana, anche come sindaci dell'Agrigentino abbiamo avanzato delle proposte, delle richieste soprattutto al governo nazionale, perché dipende dal Ministero degli Interni la scelta, e dal Dipartimento Immigrazione, in particolare dal soggetto attuatore prefetto di Bari. Abbiamo proposto delle cose, e sicuramente evitare il trasbordo col traghetto di linea, e ciò eviterebbe anche di identificare Porto Empedocle come unico porto di approdo, perché il problema è legato al trasbordo col traghetto di linea. Una volta che si individuasse una nave ad hoc, o meglio ancora, come sostenevo io, dei ponti aerei, magari utilizzando anche i mezzi militari, i Boeing o anche aerei capienti, se c'è la possibilità di atterraggio presso gli aeroporti di Lampedusa, certamente eviterebbe un grande rischio, perché poi Porto Empedocle è stata identificata un po' come zona limits, ma noi siamo a 0 casi di coronavirus, quindi subiamo un danno riflesso, ma in realtà lo subisce tutta la provincia, perché quando poi abbiamo qua presenti il sindaco di Siculiana, il sindaco di Realmonte, il sindaco di Menfi, quando poi questi migranti vengono allocati, preferibilmente sono stati allocati finora nel territorio della provincia di Agrigento, tutta la provincia diventa off limits, per cui nell'immaginario collettivo noi che viviamo sostanzialmente di turismo e del riflesso del pescato, tutta questa vicenda danneggia l'intero tessuto poi della provincia.